È notte quando un 47enne americano viene aggredito in contrappescherie vecchie in pieno centro storico di Vicenza. Gli si avvicina un 31enne senegalese che, con la scusa di chiedergli una sigaretta, si impossessa del suo telefono cellulare dopo una colluttazione. Poi, secondo la ricostruzione, l'aggressore avrebbe estratto un coltello pretendendo, in cambio della restituzione del cellulare, una banconota da 50 euro. I fatti vengono ripresi dalla telecamera di un locale. Alle 2:15 di notte la polizia, allertata, con una volante in via Allende, individua l'uomo che corrisponde all'identikit dell'aggressore. L'immigrato, alla vista degli agenti, tenta di disfarsi di una banconota stropicciata che risulta essere la stessa poco prima rapinata. E vicino a dove viene fermato, la polizia trova un coltello da cucina abbandonato in un'aiuola. Il 31enne senegalese viene quindi portato in questura e durante il trasporto oppone resistenza fisica, scalciando e colpendo gli agenti. Da un controllo emerge poi che l'arrestato era stato appena scarcerato la mattina stessa dopo una condanna per rapina. È stato dunque portato nella casa circondariale di Vicenza con l'accusa di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.